Ciao a tutti, io sono Alessandro Azioni e voi siete su Sardinia Warrior, canale dedicato al combattimento, alla rievocazione storica, all'archeologia e alla storia in generale. Oggi parleremo di combattimento in armatura, da un punto di vista però sportivo. Allora, io ho iniziato personalmente a fare combattimento in armatura diversi anni fa, quando con l'associazione Memoria Milites, che è questa che vedete in questo logo sulla mia felpa, ha iniziato questo percorso di tornei e combattimenti in armatura in quello che poi oggi è diventato l'HMB, cioè l'Historical Medieval Battle. Un altro acronimo con cui potete trovare questo tipo di combattimenti è il cosiddetto Battle of the Nations. Questo tipo di manifestazioni sono diventate particolarmente famose grazie ai gruppi nord europei e soprattutto, pare, dell'Est Europa, quindi russi, polacchi, eccetera, eccetera. Provandomi a fare questo tipo di sport per diversi anni, mi capitava a volte di essere avvicinato da marzialisti o da praticanti di altri sport, ad esempio CrossFit, sollevamento pesi, eccetera, eccetera, che mi chiedevano informazioni su questo tipo di attività. Io non sono un esperto, non sono un campione nella disciplina, non sono sicuramente neanche particolarmente conosciuto, anzi dubito che qualcuno mi conosca per il combattimento in armatura, però la mia esperienza di combattimento e anche qualche torneo l'ho avuta e questo video è dedicato a chi mi ha chiesto personalmente informazioni al riguardo e piuttosto che parlare singolarmente alle varie persone ho detto: sai che faccio? Un video dedicato appositamente a questo argomento e te lo mando. Quindi voi che state guardando questo video sappiate che questo è solo il mio punto di vista e non è sicuramente né il punto di vista delle associazioni che fanno questo tipo di attività né personalmente dell'associazione che io rappresento con questa felpa. Dedico in particolare questo video a un amico che recentemente mi ha chiesto maggiori ragguagli su come iniziare il combattimento in armatura. Allora, per il combattimento in armatura c'è da dire che negli ultimi tempi sta diventando molto popolare, forse grazie anche, sembra un po' una stupidaggine, ad alcuni telefilm che hanno fatto vedere una sorta di medioevo fantastico dove ricordiamo che questo tipo di combattimenti sono combattimenti sportivi, quindi da torneo. Le persone in antichità, quindi soprattutto nel Medioevo, ma anche nel Rinascimento, non combattevano in armatura in questo modo perché in battaglia volevano uccidersi l'un l'altro e ben capirete che dare un colpo di spada di taglio sull'armatura avversaria non procura alcun danno effettivo, immediato, alla persona che ci sta dentro. Infatti in un combattimento nell'ottica di uccidere l'avversario, la spada viene utilizzata, come diceva maestro Fiore dei Liberi nel suo trattato del 1409, veniva utilizzata a mezza spada. Quindi si cercava di penetrare nei punti scoperti dell'armatura avversaria con la punta dell'arma, talvolta anche colpendo con la guardia, o con il pommolo per stordire e possibilmente penetrare l'armatura o meglio ancora i gap nell'armatura. Quindi parleremo di un tipo di combattimento che è distinto da quello in camicia. Troverete in realtà questo tipo di combattimento con un acronimo che è HEMA, combattimento in armatura o senza armatura, con però l'acronimo di Historical European Martial Arts, cioè arti marziali storiche europee. Bisogna creare una netta divisione tra chi fa combattimento HEMA e chi fa combattimento nelle varie leghe di combattimento in armatura. Chi studia HEMA, che poi spesso sono persone che fanno entrambe, come nel mio caso, nel caso della scherma in camicia o comunque delle HEMA, preferisce un approccio più legato a quello che è magari il manuale di un maestro piuttosto che di un altro, in cui si parla, si spiega effettivamente come si combattesse per uccidere l'antagonista. Il
combattimento in armatura invece è qualcosa separato. Esiste un bellissimo video di Matt Easton al riguardo. Matt Easton, per chi non lo conoscesse, è uno dei più famosi esperti nel settore, e lui parlava appunto del fatto che questo tipo di combattimento è molto interessante, sicuramente esisteva e non dovrebbe essere discriminato come viene fatto spesso. In realtà nel passato si combatteva in armatura, si combatteva in momenti di festa, e esistono numerosissime rappresentazioni medievali e rinascimentali dove si vedono spade spezzate appositamente per non uccidere gli avversari, o al posto di spade delle grosse mazze di legno che ovviamente procuravano dei danni, delle contusioni, sicuramente piegavano talvolta anche dei pezzi di armatura, però possibilmente non dovevano uccidere l'avversario, anche se sappiamo che spesso ci scappava il morto. Modernamente ovviamente questi discorsi non sono più neanche da prendere in considerazione, ma il combattimento in armatura è un modo veramente interessante per riscoprire il passato, per divertirsi e per fare un'attività fisica particolarmente divertente. Esiste tra l'altro un bellissimo Osprey al riguardo che si chiama Cavalieri in Torneo, che spiega per sommi capi, diciamo quasi come un bignami, che cosa fosse il combattimento in armatura relegato a questo tipo di competizioni. Ovviamente dobbiamo partire da che cosa sono le armi utilizzate. Anzitutto distinguiamo, come abbiamo fatto per le due discipline, tra armi utili a un circuito HEMA e armi utili invece a un circuito HMB o Battle of the Nation, insomma combattimento in armatura. Come potete vedere questa è praticamente lo stesso tipo di spada, una Arming Sword. Come vedete le dimensioni sono pressappoco simili. Questa spada ovviamente è pensata per essere usata con un guanto d'armi, quindi è un po' più grande rispetto all'impugnatura che presenta questa. Questa spada è stata fatta da Regen-Yei, mentre quest'altra invece della Covex Arms. Entrambe sono due spade in acciaio, sono entrambe flessibili come potete vedere qui. Questa flette molto di meno, questa flette invece molto di più, però sappiate che si comportano in maniera abbastanza diversa, tant'è che questa ha un filo decisamente più sottile e questa invece potete ben vedere che ha un filo molto più grosso, tant'è che questa deve reggere e subire dei colpi molto pesanti, questa invece è dedicata a una scherma più elegante. Questa infatti viene utilizzata con il boccoliere, che è questo oggetto che vedete qui, per fare scherma da manuale I33 o primo 33. Questa invece è per combattimento in armatura. Come potete anche vedere dai dettagli della guardia, questa risulta più leggera, più elegante, questa risulta più massiccia, più grossa, la guardia è particolarmente grossa e neanche tanto elaborata. Ovviamente dovendo subire i colpi di un'altra spada potete ben capire che non possa essere più di tanto rifinita. Hanno prezzi diversi e hanno anche utilità diverse. Questa presenta anche il ricciolo in punta, mentre questa non può essere assolutamente usata di punta. Una regola infatti che differenzia il combattimento della HMB da quello della HEMA è il fatto che nella scherma in armatura sono assolutamente vietate le punte. Questo per quanto riguarda la sicurezza. Esiste anche un diverso tipo di allenamento per questa disciplina. Per le HEMA si usa soprattutto questo tipo di spada, di materiale sintetico, molto flessibile. Ovviamente la potenza che può dare, che può generare un oggetto così è nettamente inferiore rispetto invece a un bastone, ad esempio, che è probabilmente il sostituto più economico di una spada per combattere in armatura e che assolve due compiti. Non si rovina la vostra arma da utilizzare in torneo o in steccato o in battaglia e soprattutto le armature si preservano relativamente bene. Poi per quanto riguarda le armi che si possono utilizzare in combattimento in armatura sono svariate, si va dalle poleaxe, cioè sorta di alabarde, insomma teste d'ascia molto grandi fissate su un palo abbastanza lungo,
oppure a semplici asce, martelli d'arme, falcioni, cioè spade con una particolare forma. Ovviamente non tutte le armi sono uguali, alcune armi sono, ad esempio questa in ghisa, è puramente rappresentativa, tra l'altro il manico è talmente esile che si romperebbe al primo colpo, e poi armi invece proprio dedicate alla rievocazione a questo tipo di combattimento possono essere usate anche in combattimento in armatura senza fare eccessivamente male all'avversario. Un altro esempio di armi utilizzabili sono, ad esempio, questa che è dedicata alla rievocazione e al combattimento in armatura, e questa invece che non lo è assolutamente. Questa mi è stata venuta dalla GDFB, una ditta europea che produce questo tipo di armi, e come vedete presenta diverse caratteristiche per il combattimento in armatura. La punta di dietro è stondata, la lama è molto grande in modo da aumentare la superficie e diminuire quindi la capacità di danni che può procurare, e come vedete tra l'altro si è deformata da che ricordi neanche troppo difficilmente. Questa invece è un'arma, un oggetto in realtà utilizzato nel secolo scorso dai pompieri in particolari attività relative al loro lavoro, e ovviamente potete capire che la dimensione della lama, la conformazione della punta non rende questo oggetto adatto al combattimento in armatura. È un'attività che ha fatto e abbiamo appurato che non sia assolutamente impugnabile. Anzitutto, purtroppo devo dirvi, non potete impararlo su YouTube. L'unica cosa che potete fare è contattare qualcuno che sappia farlo realmente, qualcuno che ha partecipato a dei tornei, qualcuno che si allena magari costantemente in questa disciplina, e andare da questa persona e imparare da lui. Esistono associazioni che fanno queste attività, esistono singoli individui, esiste una varietà di scelte, e l'unica che io vi direi di non fare è vedere dei video su YouTube e provare a farlo da soli, perché da soli vi mancano le basi per poter approcciare un tipo di combattimento che è pur sempre scherma. La scherma è tempo, misura, capacità di vario genere che non si possono acquisire in un filmato. Quindi per quanto riguarda l'apprendimento è una cosa, e il divertimento e i video su YouTube sono un'altra. Questo video ha uno scopo puramente informativo per invogliare le persone che sono interessate a questa disciplina e le persone che poi mi hanno chiesto di parlare al riguardo, per dare delle informazioni. Spero che il video sia stato informativo, utile e magari anche divertente. Un caro saluto e a presto. Ciao!